No, diciamo che sei stato uno dei primi che ho seguito che faceva contenuti su YouTube. Adesso ce ne sono tantissimi, però all'epoca non è che eravate proprio tantissimi alla fine. No, Parlo tipo fino a 5 anni fa. quando ho iniziato io e ho iniziato a fare video proprio solo sul fantacalcio dal 2019, Sì, eravamo credo 5 o 6, ma esatto. pochi veramente, pochi veramente. Adesso c'è un'esplosione su tutti i vari social. Esatto, io l'anno che ho iniziato a fare, che ho fatto il fantacalcio seguendoti è stato l'anno del Papu Gomez che poi è andato via al Villarreal mi sembra. Infatti sotto il tuo consiglio avevo speso tanto e poi è andato via, vabbè. Poi c'era anche Gosens mi sembrava, che poi comunque alla fine è stato l'anno del Covid, è stato un casino quell'anno là. Io non l'ho più finito quel fantacalcio là, non so te come era andata alla fine. Quell'anno lì io l'avevo finito, però sì, è stato un casino perché avevi l'anno troncato a metà praticamente e comunque tutte Esatto, le sì. partite rinviate. Da lì avevamo messo nei regolamenti, da lì in poi, Mm. e ce l'abbiamo ancora, che se rinviano dalle 6 partite in su la giornata non è più valida. Che è una cosa che se non c'è una pandemia non può succedere praticamente, che ti rinvino Sì, sei sì, partite in sì, una sì, sì, sì. giornata. E, Certo, sì. sì, Papu Gomez quell'anno lì l'avevo preso anch'io, era uno dei miei I affezionati, dei pupilli. pupilli che prendevo sempre, poi purtroppo l'anno del litigio con Gasperini è andata così. È vero, sì. Ma poi Gasperini non ha più tanto litigato fortemente, dai, comunque negli anni dopo. Dopo no, però avevi qualche giocatore che magari non gli piaceva e per un qualche motivo non giocava, vedi tipo Gollini, Sì. ehm, ce n'è anche un altro che adesso non mi viene in mente. Forse anche Luke, ma mi sembrava per un periodo. Eh. Vabbè, hai voglia di farci un attimo un intro per la gente che non ti conosce, una piccola descrizione di te e soprattutto se riesci, che secondo me non è facile, spiegare che cos'è il fantacalcio a uno che non lo sa. Allora, ok. Io mi chiamo Michele, mi trovate sui social come Fantagol, Fantacalcio, Fantagol con la A, come è scritto qua sotto. Sono partito nel 2018 su YouTube, anche perché allora poi era il social numero uno per i video, forse ancora oggi, però diciamo che sono molte, molte alternative. Subito ero partito con Radio Cronache, quindi facevo le live reaction alle partite, poi qualche video sul calcio, così in generale. Dopodiché dal 2019 mi sono focalizzato solo sul fantacalcio, a parte qualche cosina extra che ho fatto fuori tema, però poca roba. E diciamo che da lì sono cresciuto molto, sono arrivato a farlo quasi come, cioè anzi, togli il quasi, per me è un secondo lavoro, perché comunque devo avere un lavoro principale per mantenermi e poi mi sono spostato su altre piattaforme. Ora faccio praticamente di più su TikTok che su YouTube, ma per mancanza di tempo. Cioè, perché avessi più tempo, continuerei a fare i video lunghi su YouTube. Ora ne faccio solo qualcuno in estate perché so che sono quelli più richiesti, ma per il resto vado con video su TikTok, così. Su YouTube escono dei video brevi, dei shorts e va bene. Poi Sì, comunque hai dei periodi, scusami, hai dei periodi che forse lavori molto di più e dei periodi molto meno. diciamo che chi fa il content creator sul fantacalcio vive di stagionalità. Perché tu in estate, da metà luglio fino a metà settembre, cioè sei sempre pieno di video, di cose da fare, di live, di aste con altri creator, hai impegni, vieni contattato giornalmente da possibili sponsor, così via. Quando poi dopo già in un periodo come adesso, che è comunque ancora un periodo decente, buono, dove l'interesse c'è ancora sul fantacalcio, qui cala tutto, perché ora sì, vieni contattato da qualcuno, ma sono cose sporadiche, comunque sia, vedi che anche le live, i video sono un po' meno seguiti ed è normale che sia così, finché poi tu non arrivi a un periodo di un altro piccolo picco nel momento delle aste di riparazione su gennaio-febbraio, poi c'hai il calo totale fino a morire verso fine aprile, andare a giugno così finché non si riparte a metà luglio. Cioè, ecco, d'estate diciamo che le vacanze
di solito chi fa questo come lavoro, come secondo lavoro, finiscono a metà luglio, perché dopo devi stare lì a fare cose, insomma. Certo, certo. Mi avevi chiesto cos'è il fantacalcio per uno che non sa che cosa sia, perché giustamente il tuo canale non è che si rivolga a caniti del Fanta. Esatto. Fantacalcio di fatto è un fantasy game, quindi un gioco di fantasia basato però sul gioco reale del calcio, quindi su quello che fa un campionato di riferimento. Noi in Italia usiamo la Serie A, ma potenzialmente potresti farlo anche su altri campionati, dove tu devi andare a fare l'asta con i tuoi amici per andare a comporre una tua squadra di 25 giocatori. Solitamente si usa un numero chiuso, quindi 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti. Tu fai l'asta con gli altri, hai un numero fatto e finito di crediti, quindi non puoi sforare il tuo budget. Fai l'asta, o in realtà ci sarebbe anche l'altra modalità tipo a listone, però quelle sono cose tipo da riviste, da siti dove ti danno anche dei premi o cose del genere, ma sono cose esterne. Quello più bello è quello con l'asta con gli amici. E tu, una volta che hai composto la tua rosa, praticamente ogni giornata devi schierare la tua squadra che andrà contro a quella di tuoi amici. Ci sarà un calendario proprio come in un campionato vero, e praticamente il tuo punteggio viene dato dal voto che prende il giocatore. Poi sul voto ci sarebbe da aprire tutta una parentesi, no? Su come vengono messi giusti i voti. Comunque il voto che prende il giocatore più i bonus e i malus. Quindi tu hai un +3 banalmente se fai un gol, un +1 con un assist, o hai un -1 con un'espulsione, -0,5 con l'ammonizione e così via. Alla fine della giornata si sommano i punteggi dei tuoi 11 titolari. Se qualcuno non ti gioca, ti entrerà qualcuno dalla panca, si vede che punteggio hai fatto e poi nella vostra lega si decide. Di solito si dà un gol fatto con 66 punti, poi dopo puoi scegliere che l'altro gol lo fai con +5, quindi a 71 hai il secondo gol, a 76 il terzo e così via. E alla fine vedi che punteggio hai fatto contro il tuo amico. Certo, sì, probabilmente è un gioco che lo capisci anche giocando, magari vedendo l'app, vedendo l'asta e tutto il resto lo capisci mentre sei in corso. Quindi cos'è che serve alla fine per iniziare? Basta un'app, no? E degli amici con cui giocare, in sostanza. Allora, se tu vuoi iniziare proprio da profano, tanto per capire un po' come funziona, eccetera, io ti consiglierei di tirarti giù un'app. Vabbè, potrei anche consigliarne una, magari Fantagral, che è un'app, è un progetto che abbiamo lanciato con dei ragazzi di Pistoia, LBDF. E praticamente tu lì c'hai anche tanti tornei giornalieri gratuiti dove tu entri, ti fai la tua rosa a listone, chiaro questo non con un'asta, però lì se tu vuoi imparare a capire un po' come funziona il fantacalcio, vuoi provare, quella è un'app ottima, perché comunque puoi riprovare tutte le settimane a cambiare, a fare, insomma. Certo. Poi volevo chiederti com'è che hai iniziato a pubblicare i tuoi primi contenuti? Cioè, ti sei messo là su YouTube, come hai preso questa decisione di diventare un Fanta Creator? La cosa è nata da, diciamo, una sfortuna. Avevo fatto un incidente, Ah, poi grave, però dovevo stare fermo un mese con la schiena bloccata e così. E quindi io ero in casa da solo tutto il giorno, non sapevo cosa fare e comunque mi stuzzicava la cosa, seguivo alcuni youtuber tipo Carmi Special o anche youtuber che non c'entrava niente con il mondo del calcio, del fantacalcio, ad esempio The Show, cose del genere. Volevo vedere, insomma, volevo provare a creare io dei video. Poi ho iniziato a crearli, vedevo che le cose comunque piacevano e allora dopo mi ci sono messo. Chiaro che a un certo punto tu vivi degli anni dove ti impegni tanto e non guadagni niente. Quindi hai un ritorno che è nullo, lo fai veramente totalmente per passione e probabilmente quella lì è una gavetta necessaria secondo me, perché se ti arriva tutto subito, diciamo che perdi un po' di vista il valore delle cose, ecco, mettiamola così. sai cosa? Io ammiro tanto di te e anche di altri creator perché comunque ti metti tanto in gioco, dando consigli a tante persone su certi giocatori, certe strategie. Sai, appena sbagli, cioè, non è mica facile. Come anche e soprattutto all'inizio, com'è che hai vissuto sta cosa?
Beh, allora, all'inizio i commenti magari un po' mi davano da fare, insomma, facevano un po' male perché ti trovi quello che, mi hai detto di mettere, che ne so, il Papu Gomez invece che X giocatore, invece che Totti, però alla fine non è che abbiamo la palla di cristallo, quindi obiettivamente se tu mi chiedi un consiglio io ti dico chi schiererei io quel giorno, però la squadra è tua, poi sei tu che ti devi prendere le responsabilità di quello che fai, quindi alla fine è uno scaricare il barile, lamentarti perché ti ho consigliato male, poi dopo, ora come ora, sinceramente i commenti negativi che mi arrivano, me ne arrivano giornalmente, è normale, arrivano di continuo, ma io ignoro, di solito banno direttamente, ma non per... cioè, un conto è se tu mi dici non credi che consigliare, che ne so, sempre quel giocatore sia sbagliato o così, cosa non credi che possa fare meglio questo giocatore rispetto a quell'altro? Questa è una critica che mi sta bene. Un conto è uno che arriva lì, insulta e fa, capisci che obiettivamente a me non interessa essere seguito da questa gente, quindi se li banno non vedono più i miei video, io sto bene, lui sta bene, va bene così, insomma. Sì, io ti chiedevo soprattutto all'inizio quando, perché io ti ho conosciuto perché penso che i contenuti che vanno più di moda, tra virgolette, nel tuo canale ma anche negli altri sono le classiche fasce difensori, fasce centrocampisti, eccetera. Cioè, sbilanciarsi con così tanti nomi e fare le tue fasce, cioè non ti viene come da dire Madonna, ma soprattutto all'inizio, ma sto dicendo una roba giusta, cioè ti esponi tanto in quel senso là, no? Perché comunque la gente si porta le tue fasce all'asta come me tra l'altro. Cioè, come superi quell'ansia là, soprattutto all'inizio? Allora, a parte che, ecco, su questo sono contento perché sono stato tra i primissimi a farlo. Forse Sì, anche infatti per prima. questo ti dico che ti seguo da Nel tanto. 2019 uno che facesse vedere graficamente le sue fasce, forse c'ero solo io. Sì, Poi- sì, sono d'accordo. Sì, Carmi faceva qualche file, qualcosa, ma penso per gli abbonati, non lo so. Diciamo che la cosa che faccio sempre, ma lo faccio quasi più per me, a fine stagione vado a vedere le mie vecchie fasce, cioè le fasce che consigliavo ad agosto, me le vado a rivedere e faccio un bilancio per capire dove ho sbagliato e dove ci ho preso. Poi ci faccio un video sopra, ormai lo faccio tutti gli anni, perché comunque sia da un certo punto di vista è un modo per me per controllare come ho performato, diciamo. Dall'altro punto di vista è anche un fatto di dire, oh, vedi che su questo avevo ragione, ma su questo avevo sbagliato, cioè cercare di dare un po' di trasparenza, perché a me non è mai piaciuto chi, non so, ti indovina quel giorno il giocatore che fa gol e va a farci video sopra, eccetera, dicendo, guarda, l'ho consigliato io, che figo che sono, e così. Vero che mi espongo perché da un certo punto di vista mi dispiace quando do un nome che poi questo nome floppa. Poi lì ci sta anche da vedere quanto è stato pagato quel nome, poi perché un conto è floppo su un nome che io ti dicevo, guarda, è un quinto o sesto slot, poi bisogna vedere che succede, un conto è se ti dico, oh, per me questo è un semi-top e poi dopo questo qui fa male, ecco. Per dire, quest'anno avevo messo nei semi-top, lo dico già che purtroppo qua mi stavo sbagliando, poi bisogna vedere da qui a fine, mancano ancora oltre 2/3 delle partite, però diciamo che Tramoni io l'avevo messo nei semi-top perché ha fatto un gran Il nuovo Dennis campionato Mann. lì, e anche Tosved ci credevo molto, sinceramente. Poi stanno floppando, anche se Tosved sta riprendendo un po' di titolarità, però bisogna vedere, è un esempio, poi ci sarà anche qualche altro nome che invece ho messo lì prima di altri e che sta facendo bene, cioè, è normale. Beh, Tramoni è stato pompato da tutti comunque quest'estate. Tramoni, beh, diciamo che con lo score che aveva avuto l'anno scorso, cioè la gente ci crede. È chiaro che secondo me Tramoni in realtà sarebbe anche buono preso e messo in un'altra squadra, perché il Pisa in sé che non sta performando chissà come, cioè anche se ultimamente qualcosa ha fatto, perché ha rosicato Ha avuto un campionato gara. difficile per ora, ha avuto molte squadre difficili. Sì, ecco, diciamo che se forse nel prossimo mese magari avrà un calendario più facile e magari verrà fuori anche Tramoni,
o anche Angori, ecco, un altro del Pisa che poteva fare bene, che... Insomma, comunque già dal momento in cui tu accendi una telecamera ti esponi, c'è poco da dire. Sì. Poi ora ormai le fasce, vedi anche col fatto di Fantalab, no? Un'applicazione che usano nella stragrande Praticamente maggioranza delle tutti. persone per avere un aiuto al fantacalcio. Lì hai le fasce di tutti i content creator sotto contratto con loro, e ce n'è c'hanno la maggioranza dei content creator che ci siano. Quindi le fasce ormai le vedi ovunque, ecco, mettiamolo così. Sì, adesso sì, diciamo che più o meno le fasce sono molto simili per tutti, chi ha idee più o meno diverse, però se tu metti un primo slot, è difficile che un altro creator te lo metta terzo, cioè siamo più o meno là. Ti volevo anche chiedere, ma cioè, tutte le informazioni, tu ad esempio fai le fasce o consigli i giocatori, dov'è che studi, dov'è che cerchi queste informazioni tramite solo le partite guardate? Hai uno studio di statistiche, com'è che ti confronti? Allora, soprattutto, cioè in estate, e questo è tutto in estate io perdo molto più tempo a studiare che a fare il video in sé. Che poi il video comunque lo devo fare, mi prende via tempo. Però diciamo che io per ogni giocatore nuovo che arriva vado a cercarmi tutte le statistiche passate, vado a cercarmi dove giocava, voglio vedere se magari c'ha, che ne so, un doppio ruolo, un qualcosa dove tu dici, che ne so, lui sì, arriva come, faccio per dire, centrocampista centrale, però c'è stato un anno, 3 anni fa, dove l'avevano usato fascia a destra, per dire, per capire se può avere un qualche altro ruolo, qualche altra cosa. Poi Sì, dopo sì, che è un fuoriruolo, ti sì. dico anche che sì, io mi segno manualmente tutte queste statistiche, cioè me le segno tutte. Mi faccio dei file di testo, adesso prima andavo tutto a mano perché preferivo, però ormai mi faccio dei file di testo, anche perché quando sono in live in estate magari mi dicono: ma secondo te è meglio questo o quell'altro? Io ho già sott'occhio le statistiche degli ultimi anni di questi giocatori e faccio già i confronti, quindi io vado molto di statistiche. Sì, chiaro, guardi gli highlight, ma su alcuni giocatori è anche difficile trovare gli highlight, quindi te li cerchi, sì, ok. È ovvio che nessuno qua può conoscere tutti i giocatori che giocano, non so, nei campionati minori, in Danimarca, o ancora peggio quando arrivò Kvaratskhelia, per dire, cioè tu ti basi molto su statistiche, anche perché poi il fantacalcio alla fin fine è un gioco di numeri, quindi Sì. dai, quello che conta per noi. Non ti confronti comunque con altri creator quando fai le fasce, ad esempio, perché li avete tutti molti simili. Dici di no? Io sinceramente no, cioè abbiamo un gruppo WhatsApp con tanti content creator sul fantacalcio, quelli diciamo maggiori su YouTube e qualcuno di altre piattaforme. Sì, abbiamo un gruppo WhatsApp con altri content creator, però difficilmente ci confrontiamo proprio su, cioè può capitare che magari c'hai Recosta che ti dice, che ne so, oh, secondo me sto qua soprattutto sui giovani, secondo me sto qua è forte, così cos'ha, l'ho visto in amichevole, eh. Poi magari ne parli un attimo, ma non è che tra di noi ci si confronti sulle fasce, anche perché diciamo anche una cosa, che questo un pelo può pesare, tu il fatto che le fasce, bene o male, i content creator di Fantalab le fanno lì sopra, cioè le fanno lì, poi qualcuno credo che le dia anche ai propri abbonati, però in realtà alla fine se uno è abbonato di un canale c'ha le fasce su Fantalab di quel canale. Io sono fuori Fantalab, quindi questa è una cosa che non ho mai fatto, però diciamo che loro hanno un tempo in cui devono pubblicare le fasce, cioè hanno una scadenza, per cui a un certo punto devono aver pubblicato ste fasce. Quindi se io devo avere le fasce pubblicate, che ne so, faccio per dire, il listone esce sempre prima, ormai siamo abituati che il listone adesso inizia a uscire anche verso il 10 di luglio, anche prima, invece prima ce l'avevi verso fine luglio e piano piano sei andato indietro, quindi in realtà in quel momento lì tu hai un mercato ancora così aperto,
hai ancora squadre che si devono ancora creare, hai ancora magari poca conoscenza su alcuni giocatori, per cui queste fasce per me è normale che se tu le fai tutte nello stesso periodo siano simili. Dopo poi è chiaro che le vanno ad aggiornare dopo, non è che ti lasciano un tipo primo slot fisso, se questo qua inizia a capire che ne so che è in contrasto con l'allenatore non gioca e poi arriva un altro al suo posto e così via, cioè. Però diciamo che questo pesa, il timing diciamo in cui devono consegnare queste fasce, per questo possono essere molto simili. Sì, tra l'altro non so se posso far nomi, c'era Lodovico Rossini ha fatto un video contro i creator che buttavano fuori queste fasce tipo a luglio che non si sapeva ancora niente. E c'era chi faceva già i nomi prima e aveva fatto un sacco di scalpore quel video là. No, forse te avevi fatto un video. Qui che devono fare queste fasce, poi secondo me ci sta, nel senso che se io pago un servizio, voglio fare l'asta presto, esiste già il listone, tu mi fai quelle fasce, chiaro che poi deve essere anche l'utente bravo comunque a capire che se io ti do dei nomi al 10 di luglio non potranno mai essere validi totalmente fino al 10 settembre se fai l'asta a mercato chiuso, faccio per dire, quindi tutto sta lì. Content creator fanno poi quello che possono fare, sono persone normali, ecco. Sì, magari anche un discorso per appunto per pubblicare contenuti e comunque per avere, perché su YouTube sono le visite che contano alla fine, quindi magari anche questo per avere insomma un ritorno in più. Tu hai anche, sai, ognuno si crea la propria strategia, il proprio piano editoriale, diciamo così. Tu hai quello che parte già da fine giugno facendo solo nomi, poi tu hai magari quello che invece ti fa un sacco di video su strategie da portare all'asta, su cose varie. Poi c'hai anche quelle giuste vie di mezzo, c'hai chi invece imposta tutto sul fare un sacco di aste, il live, cioè ognuno ha le sue, giustamente, sì. Secondo te quali sono gli errori più comuni di un fantallenatore inesperto? Che intanto ti fai prendere dai nomi della tua squadra, magari il fatto di ragionare, come dire, sei un tifoso del Milan, allora vuoi avere per forza, strapagandolo, Leao o magari Modric o chi, insomma, di andare a strapagare dei giocatori e gli altri che se ne accorgono in asta te li fanno pagare sempre di più. Poi l'errore maggiore che puoi fare è quello di non studiare. Se non studi, lì c'è poco da fare. Se non studi avrai per forza il fatto che ti presenti in asta impreparato, non conoscerai tutti i nomi e quindi ti ritroverai che andrai a chiamare quelli che conosci sul momento. Di solito sono i giocatori delle squadre più forti, sono quelli che vai poi a pagare di più. Questi sono gli errori maggiori che puoi fare. O altre cose, il fatto per dire io sono un rialzatore seriale, cioè io se vedo che un giocatore per me sta andando basso di prezzo lo rialzo. Il problema è quando ci sono quelli che sforano questa cosa, nel senso che vanno a rialzare sempre e comunque perché cercano di far pagare di più agli altri. Fino a un certo punto va bene, se superi il gradino per cui dopo alla fine te li tieni, quello può essere un problema perché dopo sei sbilanciato, magari hai un centrocampo da paura troppo forte e arrivi a fare un attacco scarso. E a me sta cosa è capitata negli anni scorsi perché magari volevo battagliare con qualcuno e lì sono cose. Però sai cosa, magari te non so se usi questa strategia, ma tu facendone magari tanti fantacalci ragioni più su un'ottica, cerco di prendere i giocatori al prezzo minore, come posso dire, cioè se tu tipo ti tagli un giocatore che ha 50 e riesci a prenderlo a 40, comunque per te è un affare. Ragioni in questa ottica qua oppure vai a slot o proprio a giocatore? No, in quell'asta ragiono come hai detto tu. Poi è chiaro che però se a un certo punto io voglio giocare ad esempio su un 4-3-3, voglio sfruttare il modificatore, ecco, una cosa molto importante è sempre di più sfruttare il modificatore di difesa se c'è,
perché a sto punto ormai si è visto, c'è un trend negli ultimi anni dove tu hai il fatto che hai dei centrocampisti, perché ormai li hanno listati così, cioè tipo Orsolini, Pulisic, sono listati centrocampisti ma ti fanno un botto di gol. Questi giocatori qua è chiaro che ti cambiano gli schemi, e se tu hai anche il modificatore difesa, se tu riesci a fare un 4-3-3 con almeno uno di questi centrocampisti qui e i 3 attaccanti, diciamo che se hai costruito bene la difesa e il resto puoi fare tanto, quindi bisogna anche studiarsi bene il regolamento della propria lega. Infatti volevo chiederti, soprattutto sto anno, ma com'è cambiato il fantacalcio negli ultimi anni? Cioè, non ci sono più i bomber, no, da 30 gol. Come, e anche il modo di far l'asta è cambiato secondo te? Il modo di far l'asta è cambiato molto, viste le varie applicazioni, eccetera. E questo ci siamo. Prima facevamo tutto su carta e poi dopo caricavi sul sito, ora fai tutto su un'app. Ok, ormai diverse app. Anche Fantagraal, che è nuova di pacca, ti dà la possibilità di fare l'asta lì. Come Fantalab, come c'hai Fantasta desktop per chi vuol farla su PC con Fantacalcio, cioè insomma ne hai tanti di modi. E questa è la prima cosa. A livello proprio di nomi, di strategie, eccetera, hai il fatto che se tu guardi anche solo, diciamo, 10-15 anni fa, più o meno, tu avevi il fatto che nelle piccole, comunque, tu avevi dei bomber che potevano aspirare a arrivare tra i 10 e i 12 gol, 15 anche, qualche exploit, ma ce l'avevano quasi tutti uno che potesse aspirare almeno ai 10 gol. Ora non ce l'hai. Ora il problema è quello, che tu hai degli attacchi che chiudono l'anno dove il miglior bomber ha fatto 7 gol, 8, ma non è uno, ne hai anche 7-8 di squadre così. Quindi diciamo che hai meno attaccanti, come dicevi tu. Poi abbiamo anche, e qui purtroppo secondo me va detto, hai anche un bug di listone che credo sia stato creato proprio per movimentare la cosa, però io penso che tenermi un Orsolini centrocampista, un Pulisic centrocampista, quando tu hai il fatto che di fatto giocano in attacco, è un controsenso, perché tu in questo modo sì mi impoverisci il settore attaccanti, perché effettivamente gli attaccanti, che già non è che siano chissà che cosa, sono meno, per rinforzarmi il centrocampo, quando poi in realtà al centrocampo qualche giocatore da quei 5-6 gol, come è normale che possa arrivare a fare un centrocampista buono, diciamo molto buono, l'avresti avuto. Infatti su Fantagraal, adesso non è uno spottone all'app, però su Fantagraal abbiamo scelto di metterli attaccanti questi giocatori, cioè abbiamo guardato l'heatmap dei giocatori, e ad esempio anche io sono uno che ha sempre puntato su quei giocatori difensori molto offensivi che tante volte giocano a centrocampo, vedi Gosens, Bellanova, Cambiaso, per dire, che quest'anno insomma così, Di Marco, Dumfries, così. Però su Fantagraal abbiamo guardato l'heatmap, di fatto sono sempre dalla linea di centrocampo in su, vanno leggermente in giù ma non partono da terzini, quindi per noi quelli sono centrocampisti, li abbiamo listati centrocampisti, cioè è una scelta che secondo me la piattaforma principale dovrebbe fare per rendere il tutto un po' più diciamo veritiero, mettiamola così. Poi dopo chiaro che è un gioco, comunque è un gioco, cioè se io tengo Orsolini centrocampista, è centrocampista per me come per te, quindi può essere un danno. Sì, è centrocampista per tutti in quel tipo di lega, giustamente mi sta dicendo. Sì, sì, sì. Ma ti chiedevo anche proprio se è cambiato proprio il gioco del calcio della Serie A con questi tipo di valori che abbiamo adesso. Ma sì, allora, tu conta che io il primo fantacalcio l'ho fatto nel 98, quindi io ho potuto stare gente come Signori, cioè Bomber, io ero stato la malora, diciamo, ecco, Cacà, eccetera. Il fatto è che ora si è impoverita la Serie A, impoverendosi la Serie A si è impoverito anche il fantacalcio, ovviamente. Cioè, prima tu potevi comunque costruirti una squadra molto forte, cioè con dei bei nomi, anche andando magari a risparmiare da una parte o dall'altra. Ecco, forse una volta aveva senso quello che facevano tanti, che spendevano poco in difesa
perché tanto Sì. poi probabilmente c'era anche un'abbondanza di difensori buoni. Spendevi poco in difesa per poi dopo andare a spendere quasi tutto in attacco, perché tanto avevi diversi bomber che potevano arrivare vicino ai 20 gol. Quindi ti facevi su una squadra con un bomber che passasse i 20 gol e gliene mettevi di fianco due che stessero tra i 15 e i 18, così, e avevi già fatto metà del lavoro, diciamo, se non eri poi Ma sfigato. fino anche Di cose un varie. paio d'anni fa potevi farlo questo probabilmente. E negli ultimi, l'anno scorso, sto anno soprattutto, che sono cambiate le cose drasticamente. Cioè, comunque fino a 3 anni fa. Obiettivamente non ha Sì. senso, cioè io ho rivisto, io faccio sempre le mie divisioni di spesa del budget, no, in estate, e sì, le ho dovute rivedere tutte, le ho confrontate con quelle di 2 anni fa, ma mi sono reso conto che non aveva più nessun senso, perché in questo momento ha molto più senso, secondo me, sì, spendere di più a centrocampo, di più rispetto a prima, ovviamente. Cioè, praticamente spendi quasi uguale tra centrocampo e attacco adesso, secondo me. Sì, 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 sì. E costruirsi una bella difesa da modificatore se c'è. Con il portiere buono che ti prenda pochi gol. Perché anche questo è un aspetto che tanti sottovalutano, ma avere un portiere che non prende dei -1 fissi a giornata aiuta. Ok, ti faccio sbilanciare un po'. Secondo te quest'anno ci saranno attaccanti, cioè, e gli attaccanti che faranno più gol, su che cifra saremo? E se vuoi sbilanciarti anche su chi? Mm. Diciamo che ci sono stati alcuni infortuni. Perché io credevo molto in Scamacca quest'anno. Credevo molto in Scamacca perché vedevo che, diciamo, poteva avere l'annata buona con la squadra costruita dietro che lavorasse per lui, eccetera. Poi dopo l'infortunio, Beh, è tornato a ora giocare è tornato, comunque. bisogna vedere, Sì. però al momento sbilanciarsi su un bomber dell'Atalanta, per esempio, non ha senso, perché Lukman può andare via. Scamacca comunque c'è anche Krstovic, quindi saranno sempre alternati. De Ketelaar, vabbè, per dire. Attaccanti delle big, anche lì Vlahovic, tu lo sai se non va via a gennaio, anche quello è un grosso punto di domanda. Probabilmente devi andare sui soliti, diciamo, su un Lautaro o su un Ken. Credo che possano arrivare intorno ai 20 gol tutti e due. Anche lì il bomber del Napoli adesso, boh, perché anche Højlund, però poi tornerà Lukaku. Luca sta deludendo anche sul Napoli, non è che puoi puntarci tantissimo. Credevo molto all'inizio quest'estate in Dovbyk, poi dopo Gasperini ha fatto partire titolare Ferguson per un bel po', ora sembra che abbia fatto un passo indietro, che Dovbyk comunque un paio d'anni fa è stato capocannoniere della Liga, quindi non è uno scarpone, e con dietro Dybala e Solé potrebbe fare molto molto bene. Secondo me Dovbyk alla fine della fiera una quindicina di gol li farà, poi sempre che non vada via prima, è chiaro, è tutto così, ma È un'annata un po' particolare comunque questa qua, tanta indecisione, tante rotazioni anche sulle squadre più grosse. Cioè non c'è più come l'anno scorso che avevi l'Immobile, Ronaldo, chi c'era? Anche Lukaku all'Inter, che avevi quella punta centrale e sapevi che insomma te ne giocava tantissime e che portava la maggior parte dei gol. Adesso non è quasi più così, neanche nelle piccole alla fine. conviene andare a farsi gli attaccanti delle piccole, quelli su cui tu puoi stare tranquillo. Cioè, nel senso, sinceramente, un Berardi ha problemi fisici quest'anno, perché se stesse bene Berardi ti dice ok, è quel giocatore che difficilmente va sotto quei 13 gol più o meno, poi mi fa tanti assist, però ormai sono un paio di stagioni che Berardi ha qualche problema e vabbè, è sempre buono. Però per dire un Pinamonti, un Davis, pensare un po', perché poi anche qua poi alla fine, ecco, un Castro, ecco, per Castro c'è il fatto che tornerà Immobile probabilmente sarà titolare al suo posto. Cioè, diciamo che tu dovresti comporre una squadra dove, se vuoi, sì, cerchi di prendere un attaccante di una squadra buona da Champions, così, però bisogna che in realtà l'ossatura forte del tuo attacco sia composta da titolari di squadre piccole, potenzialmente anche titolari di squadre diverse, piccole, da poterle alternare, piccole, medie, insomma. Sì, 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 sì. Io mai come sto anno, ad esempio, nell'Aste ho visto un sacco di attaccanti dare via attorno al 10%.
Cioè io ho due fantacalcio, tutti attaccanti al 10%, perché c'è talmente tanta indecisione, talmente tanto turnover, eccetera, che anche un attaccante di una big forte, magari non sai se gioca, lo vai a pagare quanto come un titolare di una squadra medio-piccola alla fine. Sì. Quindi è proprio un'annata molto particolare questa qua. Beh sì, poi c'hai anche chi magari ha fatto l'asta a mercato chiuso, che ha preso Lookman, che non sapevi bene se sarebbe stato reintegrato o no, magari qualcuno ha già preso Lukaku, già infortunato, pensando che comunque da dicembre a gennaio tornerà a giocare stabilmente, eccetera. E comunque sono tutti attaccanti di squadre di alta classifica. Tu hai anche chi, ecco, vedi anche l'Inter per dire quest'anno, sì, Thuram, Lautaro, ok, però le seconde linee sono molto meglio, molto più affidabili rispetto all'anno scorso. Tu c'hai Pio Esposito che è esploso e comunque già aveva fatto vedere qualcosa nel mondiale per club, Bonni che comunque aveva fatto un buon campionato. Tu quest'anno puoi anche dire, come facevo, io lo facevo ogni tanto anni fa nelle big, tu dici mi prendo la riserva, prendo solo la riserva e ci spendo poco, perché poi magari so che c'è la partita di Champions, giocano Lautaro e Thuram e allora dopo ci avrò tranquillamente un Bonni titolare, magari contro una piccola e magari c'hai quei 7 gol potenziali all'anno che te li becchi così. Però sì, quest'anno è veramente... Però forse è solo l'Inter che puoi fare questo ragionamento qua, se ci pensi, mi sa. E ti voglio chiedere, hai ricordi di tipi di giocatori che non ritorneranno più? Tipo giocatori in Serie A che una volta c'erano, adesso non ci sono più, a livello anche di bonus? Al di là del campionato in sé di com'è adesso. Guarda, Se ci fosse... molto quello che saltava l'uomo. Mm. Il giocatore che salta l'uomo. Serie A ne avrai... Io te ne dico forse 4 o 5 di quelli che abitualmente saltano l'uomo, non che lo fanno una volta ogni tanto così per caso, cioè quelli che proprio ci puntano, sono pochissimi. E secondo me ti mancano anche degli specialisti su punizione, perché mi ricordo anni fa tu magari ti prendevi un Mihailovic al fantacalcio, che eri tranquillo che da punizione era una certezza. Mihailovic è un difensore che però, oppure adesso ti mancano anche i vecchi centravanti Boa, diciamo i centravanti, quelli che sapevi che magari non erano tecnicamente chissà che cosa, ma ti facevano 7-8 gol su calcio d'angolo di testa, magari più altri gol durante... Anche quella è una mancanza, magari non erano quei giocatori che tu apprezzavi chissà come, però facevano il loro. Quindi sì, mancano diverse cose, anche una cosa anche dove siamo calati, tolti alcuni che sono rimasti, ma sono pochi, sono dei gran terzini da bonus, che siamo un po' calati, diciamo. Una volta ne avevi di più, una volta ne avevi almeno una decina all'anno che facessero diversi assist. L'anno scorso abbiamo avuto un paio di exploit di Miranda, Vertea, però c'hai anche avuto un Teo Hernandez che ha deluso tantissimo l'anno scorso. Sì, o altri giocatori che hanno performato, anche Cambiaso che ha partito bene, poi si è infortunato e comunque tuttora non è che stia facendo chissà che cosa a livello di numeri. Certo. Poi ti volevo chiedere, che è una cosa molto discussa nell'ultimo anno, e questo è l'ultimo anno secondo me, tutti questi creator che danno consigli, no? Che danno consigli su giocatori magari un po' scommessa così, e sono talmente tanti consigli che tanti dicono cavolo, se questo qua non stava là a propinare tutti questi consigli, il giocatore X non lo pagavo 20, lo pagavo 1. Ho tutta questa informazione, lo vedi più come un pro o come un contro? Anche te come creator, come la vivi questa cosa qua? Allora, diciamo che mai come nell'ultimo anno ci sono state critiche a questa cosa, ma è dovuta principalmente al fatto che iniziano a essere troppi i creator, cioè diciamo che lo spazio inizia a essere saturo, soprattutto su piattaforme come TikTok o Instagram, che è simile, diciamo, perché tu hai il fatto che ora per emergere puntano al fatto di sparare il nome prima degli altri, che poi dopo
se ci beccano bene, se non ci beccano è un male. Cioè, vedi Marcischi, vedi Batorina quest'anno, che però poi chi lo sa, il campionato deve ancora finire. Diciamo che c'è il fatto che sono tanti, ma soprattutto su TikTok vedo che molti vengono fuori, ma non è che propongano qualcosa di nuovo. Cioè tanti, tantissimi, e a me, cioè, ognuno può fare quello che vuole, perché ognuno può fare quello che vuole, però tantissimi magari fanno normalmente video dove fanno dei meme, dove fanno cose che non c'entrano niente col fantacalcio. Poi ti vanno nel weekend in live a fare live dove ti consigliano i giocatori da mettere. Perché? Perché vedono che riescono a fare iscritti durante quelle live. Però questi non sono veri content creator sul fantacalcio, cioè è gente che, diciamo, prende su iscritti in quel modo, ma a livello fantacalcistico non ti dà niente. La polemica sul fatto che i creator fanno scoprire nomi, prima eravamo in di meno, è ok, però obiettivamente, allora, tu avevi due scelte prima, cioè o studiavi o ti andavi a vedere i video dei creator e, come dire, sfruttavi il fatto che loro avevano studiato per te. Tu ora hai queste due scelte qua, ma più il fatto che se tu prendi senza guardare neanche un video di un creator, vai, ti fai l'abbonamento a Fantalab, c'hai tutte le fasce lì, tu c'hai già le fasce lì, non devi aver studiato, non devi aver fatto niente, c'hai tutto lì. In realtà il fatto è perché si pagano di più questi giocatori. Secondo me non è neanche tanto per il fatto dei video, il fatto è che tanta gente usa Fantalab, usando Fantalab c'ha queste fasce già fatte, e se un creator autorevole ti dice che questo giocatore per me è un quarta fascia, terza fascia, non lo so, è un, scusami, volevo dire poi slot, scusami, è un quarto slot, terzo slot, e io, utente X che non lo conosco totalmente, ma dico che ne so, il profeta Recosta mi ha detto così, e che a me quello piace, quel creator piace, so che è bravo, allora sarà vero, e magari vado, e punto questo. Il content creator che ti dà il consiglio, per me, obiettivamente cosa fai? Ti tieni i nomi per te, allora cosa mi segui a fare? Tengo i nomi buoni per me. Giustamente. Certo. Ti faccio un'altra domanda che mi è venuta in mente adesso, visto che alla fine parliamo di numeri. Tu sai per caso in Italia quanti giocano al fantacalcio? Più o meno. Calcio Dopo si ti spiego il mio ragionamento. Si stimano intorno ai 2 milioni di giocatori. Però, cioè, di cui attivi, perché poi anche questo è da vedere, di cui attivi giornalmente 500.000. Giornalmente Quindi sì che 2 milioni ci giocano, ma che giocano attivamente sono 500.000. No, Cioè, sì. intendo, scusami, che ogni giorno tornino in piattaforme varie, non solo la principale, per andare a vedere, non so, notizie, andare a vedere se uno è infortunato, cioè sono i più accaniti, diciamo. Poi è un fenomeno che è in crescita tra i più piccoli, ovviamente. Ti posso dire che ne parlavo l'altro giorno con un profeta del fantacalcio che è il numero uno su YouTube, bravissimo content creator, del fatto che paradossalmente la Serie A sta un po' perdendo di appeal come campionato in sé, come interesse, soprattutto tra i giovani. Il fantacalcio bilancia questa cosa, perché io, ragazzino di 12 anni, magari vuoi che purtroppo, questo è da dire, purtroppo hanno un calo di attenzione i ragazzini, vuoi che abbia un calo di attenzione e non riesca a seguirmi la partita per 90 minuti, non lo so, soprattutto se è noiosa, vuoi che... Però il fatto di avere il fantacalcio mi porta comunque almeno ad andarmi a vedere o gli highlight o andarmi a vedere almeno i risultati, o comunque a seguire il campionato in qualche modo, a sapere di chi stiamo parlando, dei giocatori, e quindi il fantacalcio in questo momento sta ridando alla Serie A visibilità, secondo me. Sì, sicuramente, certo.
Però quello che ti volevo chiedere su questo mezzo milione che comunque di utenti attivi, mettiamola così, secondo te quanti di questo mezzo milione guarda i video dei creator? Pochi. Aspetta solo un secondo, scusa. Voglio vedere se sta registrando ancora. Sì. Ok. Ti riparto con la risposta, scusa. Che mi aveva fatto uno scattino, ma sta registrando. Pochi, perché se tu vai a vedere i numeri che fanno i vari video spalmati sulle varie piattaforme, allora tu pensa che il creator numero uno su YouTube, che è il Profeta, è intorno ai 110.000 iscritti, se non sbaglio, iscritti, ok? Poi se tu vai a vedere le visualizzazioni dei video, diciamo che un video sui consigli della Serie A di giornata, immagino che, adesso non ho i numeri aggiornati, ma che gli vada sui 40.000 visualizzazioni, 35, non lo so. I miei video su TikTok, ad esempio, io su TikTok ho 40.000 iscritti, poco più. Il numero uno ne ha sui 150.000, se non sbaglio, ok? Non voglio dire una fesseria, mi voglio vedere solo il dato aggiornato, va, giusto così, che il numero uno sul Fantacalcio su TikTok è Fantatia, che poi sai, io non è che vado a vedere i numeri ogni giorno, no? Anzi, scusa, è quasi a 200.000 Fantatia. Sì, diciamo che di sti 200.000 non è che tutti quanti, No. cioè magari tanti si iscrivono, dopo lasciano là, cioè No, però non sono se tutti vedi, attivi. lui che è il numero uno su TikTok, però su TikTok è molto più facile fare visualizzazioni perché mi compare il video, anche che l'ho scrollato mi conta la visualizzazione, ok? Lui però balla sui 120.000 ogni video dei consigli, quindi c'è un pubblico che guarda. Chiaro che non hai 500.000 di utenti che ogni giorno si informa su chi schierare, eccetera. C'è una parte, credo soprattutto quelli un po' della mia generazione, quindi dai 40 in su, che secondo me loro guardano poco i social per informarsi sul fantacalcio. Magari quelli sono rimasti ancorati alla vecchia scuola, si studiano le statistiche eccetera e vanno via per i fatti loro. Poi c'è comunque il solito calo di interesse, per cui cioè, tu d'estate sei una superstar, adesso sei normale finché non arrivi a maggio che quasi dai fastidio. Ecco. Sì, classico. Quindi tu dici che tipo una lega di persone tra i 25 e i 35 anni, anche 40 anni, una lega a 10, tu vai là. Quanti di questi qua seguono i creator e quindi sono inflazionati, dicevamo tutti quanti questi nomi strapompati che mai non so nessuno, cioè quanti secondo te in una lega normale in generale, di 10 partecipanti? In una lega normale, guarda, io stimo un 30% Non che esperti. segue i creator, però Quanta, stimo il 30% che segue i creator ok. su 10, però io stimo che ci sia un 80% che mi vada ad usare Fantalab e quindi abbia le fasce dei creator, però è una mia stima. Addirittura Può essere forse l'80% un addirittura. 70%, però non è un caso che Fantalab sia partner di Fantacalcio, cioè, e questa cosa secondo me crescerà nel tempo. E io lo so che ti ho nominato diverse volte Fantalab in questa intervista, ma è perché comunque Fantalab ha una forte parte di contenuti data dai creator, perché non ci fossero le fasce, sì, Fantalab mi consiglia, però ma il fatto di avere le fasce fatte in quel modo eccetera, comunque stai chiedendo un consiglio a un creator in quel momento, quindi non lo segui, magari non sai neanche chi sia il Profeta del Fantacalcio, però c'hai le sue fasce in live, cioè in live durante l'asta, quindi è una cosa un po', se vedi, io mi ricordo quando facevo asta anni fa con i miei amici, avevi magari quello che si portava dietro il portatile perché era un fissato che si andava a cercare delle statistiche in quel momento. Ora se tu vai a fare un'asta, ok che abbiamo tutti gli smartphone, ma tutti hanno sotto qualcosa, tutti. Non è Sì, che... sì, ti do ragione. Però per dirti, ho fatto allora io ho fatto 4 aste del fantacalcio per esempio e ho visto che ad esempio Cup Miners, che comunque voi non consigliavate, andava comunque a prezzi alti, ma parecchio alti.
E idem Cialanoglu, che forse col senno di poi l'avrei preso anch'io per quello che sta facendo. Però voi non è che lo pompavate così tanto, quindi per questo mi viene in mente che forse sì, non tutti guardano e magari hanno i ricordi di Cialanoglu rigorista, Koop Meiners che ha fatto l'Atalanta un sacco di gol, poi sinceramente boh, non l'ho più visto, però sì, quindi può essere che comunque non tutti... Un Koop Miners dopo un anno fallimentare alla Juventus, ricordandomi che 2 anni prima aveva fatto, se non sbaglio, 13 gol, dico, boh, chi lo sa, se non lo pago tanto ci provo. Non è il giovane arrivato dallo Zambia, ecco, diciamo, è uno su cui posso provare a spenderci qualcosa. Cialanoglu, per la verità, io lo mettevo nei top quest'estate, poi dopo sta andando bene, sono contento. Sai cosa c'è in Italia? Poi non so se è solo in Italia. Si tende molto a avere una percezione più alta del giocatore nuovo che arriva. Cioè, io mi ricordo quest'estate, ogni volta che veniva nominato tipo la Juve è un caso classico. Proprio avevi Vlahovic, ok, però Vlahovic si sapeva che era in lite, così. Ti arriva Davide, ok, allora Davide è il bomber da puntare. Poi però arriva Openda, allora adesso cosa facciamo con Davide e Vlahovic? Oppure ti arriva Zegrova, allora con Seisao non serve più, lo posso svincolare. Cioè in Italia è così, Sì. pensano subito così. Arriva uno, allora boh, l'altro da mettere via. Non pensano al fatto che possono coesistere, che comunque uno debba ancora mostrare qualcosa. E quindi purtroppo a volte forse anche i content creator sono influenzati dalle persone che gli fanno le domande, perché è chiaro che se tu mi dici, faccio un esempio, tu mi dici ma Bernardeschi diventa titolare al posto di Orsolini, faccio per dire, me lo dici tu, io dico no, per me no, cosa... Però me lo iniziano a dire 30 persone magari. Sì, E io sì, tutte le sì. sere c'ho qualcuno che mi dice, oh guarda che Bernardeschi, ma mi conviene spendere tot per Bernardeschi invece che prendere Orsolini, È chiaro che poi dopo uno inizia a pensare, me lo iniziano a dire in tanti, Sì, si autoconvince forse un anche fondo lui, di verità giustamente. ci può essere, chiaro, quindi in realtà ci si mescolano, ci si contagia a vicenda tra content creator e utenti che sono sempre in live da te, diciamo così. Sì, no, ti do ragione. Ok, guarda, chiuderei questa intervista con chiederti i tuoi progetti futuri, come vedi il fantacalcio fra qualche anno, cosa vuoi fare? Allora, sinceramente, nel mio piccolo, mi piacerebbe che un domani questo fosse il mio unico lavoro. Cioè, mi piacerebbe arrivare a potermi mantenere solo da questo. I miei progetti futuri sono ovviamente continuare il mio, diciamo, lavoro da content creator e cercare di fare funzionare bene l'app Fantagral che sto lanciando con i miei amici della Bibbia del Fantacalcio, con Ale, soprattutto Alessandro. Diciamo che su questo ci punto molto, perché quell'app lì la vedo molto innovativa. Ci abbiamo speso tanto tempo, tante energie e ci stiamo lavorando molto. E poi se ti devo dire come vedo l'evoluzione del fantacalcio, io lo vedo sinceramente, per dire, una cosa che abbiamo fatto in Fantagral, e torno a dire non è uno spot questo, ma è proprio una cosa che secondo me ce n'è bisogno. Se tu vai a vedere un qualsiasi post Instagram di Fantacalcio intendo l'applicazione principale, quella che tutti poi usano, ok? Se guardi, sotto c'è sempre una sfilza di insulti per i voti. È così, ma addirittura purtroppo, e questo a me è dato da fare, lo vedi anche, magari fanno il post su è morto un qualcuno e sotto c'hai ma perché hai dato 5 a Neres? Non capite niente? Sì, Okay. sì, è vero. E allora in Fantagral cosa abbiamo pensato? Abbiamo fatto, in realtà l'ha fatto Alessandro poi, un algoritmo che va a vedere con dei dati oggettivi quello che ha fatto il giocatore e a quello che fa il giocatore attribuisci un punteggio, per cui tu non hai più il classico voto 7, 7,5, tu hai un 7,1, 7,2, magari tu hai che un tiro riuscito è un più 0,2, un passaggio sbagliato un meno 0,1 e così via, e compone un voto finale.
Ok, poi in più ci sommi bonus classici di Fantacalcio. In realtà noi diamo la possibilità di sommarli o no, però tu puoi mettere i bonus classici del gioco del Fantacalcio, che secondo me è la cosa migliore, quindi tu ti ritrovi, che ne so, un 7,2 più 3. Cioè in questo modo tu hai il fatto che è oggettivo, tu lo vedi, tu guardi la schermata, ti fa vedere, c'hai tutto il più 0,1, meno 0,2, meno 0,3, spiegato il perché. E diciamo che in questo modo tu togli la componente giudizio personale che può essere influenzato da competenze, ma quello è relativo perché comunque secondo me le persone che Fantacalcio chiama hanno tutte le loro competenze, modo di vedere le cose o anche semplice attenzione sul momento, anche perché io non credo che vadano tutti allo stadio a vedere quelle partite e purtroppo lo dico da abbonato alla piattaforma principale per vedere le partite della Serie A volte si perdono delle inquadrature, si perdono delle cose che stanno succedendo, per cui ti rendono anche difficile valutare proprio bene quello che sta facendo il giocatore. Perché se io ho che, per esempio, io stavo guardando una partita di Europa League del Bologna, mi parte che fuori gioco del Bologna stavano inquadrando il portiere da prima, stavano andando in un replay, ma si sono persi l'azione e non me l'hanno fatta neanche rivedere dopo, quindi io non lo so neanche, magari c'era stato un passaggio illuminante, che ne so, di Freuler a smarcarmi un Orsolini che per un pelo era in fuorigioco, ma non lo so, quindi anche lì fai fatica se valuti così. Poi il futuro del fantacalcio secondo me è anche molto legato alla Serie A, cioè la Serie A deve cercare di riprendere appeal e il fantacalcio crescerà con lei. In questo momento io credo quasi che sia quasi più il fantacalcio dare alla Serie A che viceversa, però è una cosa che sì. chiaro che poi la con fede, la qualità... la passione, per me ecco dovrebbe allargarsi anche ad altri campionati presenti sul territorio, allargarsi anche al femminile, che comunque per piccolo che sia un movimento che si sta allargando, Certo. vedo ad esempio mia figlia gioca a calcio 13 anni e io vedo che sono cresciute tecnicamente negli anni, adesso ci gioca da 3 anni, ma anche quelle che incontri, anche i tornei a cui va a partecipare, anche, quindi io capisco che in realtà vedi anche poi la nazionale l'exploit che ha fatto l'europeo, anche lì ci potrebbe essere una nicchia di interesse, una nicchia nella nicchia che tu potresti aprire. Secondo me devi allargarti un po', aprire un po' gli orizzonti. Ho capito, sì. No, mi è venuto in mente una cosa, tornando al discorso dei voti, tante volte magari hai l'attaccante o il difensore che non ha fatto nulla, magari tocca per sbaglio il pallone va dentro, automaticamente prende 10, che magari non ha fatto niente tutta la partita. Esatto, Capita perché... magari non ha fatto niente tutta la partita, bravo, sarebbe stato da 5, però gli sbatte contro il pallone, magari sul calcio d'angolo per sbaglio e va dentro, e allora diventa un 7 perché ha fatto minimo gol, 10 prende perché ha fatto gol, giustamente. Sì, tante volte sì. Così. Va bene. Io direi che ci salutiamo qui, se non ci sono altre novità, insomma, se vuoi fare qualche saluto. Nella prossima puntata avremo questo giochino della squadra, insomma, ma lo teniamo per la prossima volta. Dopo taglio sta parte qua e andiamo avanti, così facciamo i saluti, poi ti chiedo l'ultima parte. Sì, cioè quindi saluto adesso in sostanza. Sì, saluta, poi interrompo e facciamo la seconda parte. Va bene. Vale, io ti ringrazio molto per questa intervista, ma mi ha fatto piacere passare questo Grazie momento Michele, insieme. anche a me. Spero che chi ti segue si sia trovato bene, magari si sia interessato anche al mondo del fantacalcio se non lo seguiva già. Potete trovarmi un po' dappertutto come Fantagol Fantacalcio. E grazie e ti faccio i miei auguri per il tuo progetto, ovviamente. Grazie Michele, altrettanto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ed eccoci. Allora, Vuoi che facciamo un stop? Facciamo 2 file. Sì. Beh, mi par bene comunque dai.